Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal commentario veneziano, siamo su Motorsport Manager, buon anno e siamo qua ragazzi che finalmente, promessa mantenuta, cioè quale? Eh, non me la ricordo, va bene. Ok, quartiere generale, mi ha trovato nuovi talenti, allora, vediamo chi abbiamo trovato. Ma di nuovo chi cazzo abbiamo trovato, scusa? Guarda, Iker Vidal, questo è bello. Oddio, ma... Harry Chapman... Però, cioè, gente nuova non la vedo io, però. The Graft... Guarda che bestia anche sta. Wolfgang Schmidt, anche questo veramente cattivo, eh. Campionato mondiale, arriverà questo, sì. Sono interessato, aspetta un attimo però. Calma. Potremmo pensare che già il prossimo anno Aki Lipponen, ma no beh ragazzi, questa è una bestia, eh. 29 anni. Questo... No, questo non è interessato, vediamo. Pensiamo che è il prossimo anno ragazzi, perché abbiamo bisogno di un bestione. So, questa è la più forte in assoluto. Non interessato. So, Wolfgang Schmidt è vero che cioè, è una bestia e deve ancora crescere dell'ultimo, 31 anni, è vero che non è giovanissimo, vediamo quanto vuole, curiosità, proviamo. Allora, vai. Mettiamo To. Eh, 800. Facciamo 2020. Preferirei un contratto breve, vabbè. Eh, vediamo. Ok, aggiungi. È un bel bonus, mettiamo un bonus di 1800. Vediamo così, per curiosità. Ok. Allora, uno posto lo stiamo sistemando, vediamo qua. Progetta nuova parte. Siamo secondi, un po' dappertutto. Però abbiamo ecco le sospensioni, però cruciale qua è motore e alettone posteriore, crediamo che è già sistemato però in realtà. No. Freni, addirittura Epicus. Epicus. Sì, vabbè, ma ormai sinceramente spendere soldi su questo meriterei per il prossimo anno, sinceramente. Vediamo magari il pilota, sinceramente. Vediamo perché c'è un pilota così forte per il prossimo anno. Mi può dare tanto. Piloti. Allora, oddio. Preferirei fino al 2019, troppo poco. No, sinceramente. Vediamo. Primo pilota. Questo lo lasciamo così. Guarda che possiamo a 1100. Però sono tanti soldi. Proviamo così. Però troppo costosa a quell'età. Se poi vuole stare solo quest'anno, vaffanculo. Se no sto anche così, per quest'anno va più che bene. Ecco. Ciao. Coglione. Offerta rifiutata, va bene. E adesso andiamo a Milano, Gran Premio di casa.
Ok. Allora, vediamo. Facciamo così. Selezione gomme sempre 5, 5, 5. Non si sa, anche se però in realtà io le dure non le uso mai, però facciamo così. 4, 5, 6, 4. Sempre meglio. Componenti. Allora. Qua i freni sono migliorati a cannone. E possiamo mettere questi qua. Perfetto, quindi stiamo migliorando ancora. Me la godo sta cosa. Ottimo. La macchina c'è ormai. Yes. E yes. E qua benissimo, buono. Sono molto soddisfatto, ragazzi. Ci becchiamo dopo le qualifiche, la monoposto c'è. Il prossimo anno comunque può essere il nostro anno, Fio. E dopo partiamo con la mod reale. Cioè, se vinciamo il mondiale, poi partiamo con la mod reale, a sbrega. Ragazzi, secondi e settimi in qualifica, non male, non male. Adesso andiamo. Ecco, ti pareva la pioggia. Addirittura da full wet. Vabbè. Mettiamo no. Mettiamo gomme medie sotto gara, non ne rischiamo così. Gomme medie assetto gara. Gomme medie assetto gara. Setup c'è. Qua mettiamo a cannone. Carburante 16 giri. Carburante 16 giri. Ok raga, andiamo. Si comincia con la pioggia. E dopo però arriverà il... Ok. Ora passiamo direttamente all'intermedia, eh. Vai raga. Inizia la gara, la Molly è già in testa, signori. La Sharp ha perso delle posizioni. La Molly è prima, signori. Molly Fox è prima. Vai Molly, spacca tutto, Molly. La Molly, ragazzi, si trova proprio a suo agio con la pioggia, eh. La Pernè sesta. Hanno dato una posizione, buono. Ma stai buona. Come possiamo mettere le intermedie, cazzo, sta diluviando. Dai, come deve tornare il re delle strategie dopo il piccolo errore con la Pernè della gara scorsa. Dai Pernè. Anche la Pernè vola, signori. Sì, io voglio distruggere la gomme e tutto perché possiamo tirare al massimo, ragazzi. Possiamo tirare al massimo. La Molly ha 3 secondi di vantaggio, che non è tantissimo, però. Intanto è prima. Le gomme sono al 71%, lo stanno risparmiando chiaramente. Risparmiamo un po' anche noi. La Pernè quarta, la Molly sempre in testa. Quanto sta diluviando, diluvio devastante. Voglio puntare a mettere direttamente le intermedie, ragazzi. Questa è la strategia. Vediamo se è fattibile. Vai Molly, involati Molly. Ste gomme devono tenere, cazzo. La Molly 8 secondi dalla Sharp. La Pernè è terza addirittura. La Pernè è terza. La Sharp va ai box e mette adesso le soft. Mamma mia, che strategia azzardata della Sharp, signori. Strategia molto azzardata. Tanti con l'intermedio della Sharp tenta le morbide. Non l'ho ben capita, però. Strategia veramente particolare. Noi dobbiamo tenere duro. Tanti mettono già le medie. Io devo aspettare. Non lo posso fare adesso, chiaramente.
La previsione danno poi sole e poi di nuovo pioggia. It's incredible, Kume. It's incredible. 18 giri. Vado ai box. Vai. Vai di morbide. Aspetta. Morbide 15 giri circa. Ok. Puoi dare tutto adesso. E anche tu per nei box. Vai. E dai tutto anche tu. La Molly sta perdendo adesso la Molly purtroppo. Vabbè, per ora ancora l'intermedia. Anche la Brax dai box mette le dure. Bravissimi ragazzi. No, qua sto al massimo, tanto ce ne sarà un'altra, fioi. Ce ne sarà sicuramente un'altra di sosta. Ok, siamo primi e 11... Cazzo, ha perso tantissimo la Pernè. La Pernè ha perso molto. No, la Pernè mi deve tirare al massimo. No. Dai, Pernè che devi recuperare. La Sharp ha fatto un azzardo, secondo me, a metterle soft, però. Dai, Pernè, involati, Pernè. La pioggia può arrivare nel corso del 18° giro. Intera Pernè non recupera, a sto punto rimaniamo così a fanculo. Molly in testa ma di pochissimo sulla Fox. Io c'ho la mescola migliore ma devo andare ai box lei tra poco. Adesso stiamo così. Perché dopo se devo mettere l'intermedia. Sì, lasciamola passare, non è un problema. Non è un problema, passa pure. La Pernè rimane 11ª con la mescola migliore, 10ª adesso. Dopo arriva la pioggia da intermedia, ragazzi, C'è poco da fare. Tra quanti giri? Tra poco. Ora tra un po' possiamo tirare al massimo, La Sharp rischia. La Sharp non va ai box, chiaramente. No, la Sharp è andata ai box, incredibile. Ha messo le medie adesso e tra poco piove. Questo è un errore imperdonabile per la Sharp. Errore imperdonabile per la Sharp. Dobbiamo sfruttarlo sto errore. E tra poco inizia a piovere. A sto punto rischiamo con la Pernè. Manca 9 giri. Ok. La Pernè la mandiamo subito ai box. Rischiamo. Ok. E ok. Sì, possiamo andare a cannone. Anche la Molly. Oddio. Allora, intermedie. 9 giri, componenti. Devo rischiarla purtroppo. Vai. Ma ero primo, cazzo. Incredibile. Adesso devo sistemare il motore. Veloci. Ce la giochiamo. Siamo terzi addirittura. La Pernè 10ª. Siamo terzi. Il motore è influito purtroppo. Ma devo sistemarlo per stare tranquillo. Non volevo rischiare. La Pernè 10ª purtroppo.
Mamma mia, cerchiamo di arrivare almeno a podio, raga, eh. Podio lo voglio. Guarda come piove, cazzo. La Pernè incredibilmente è andata male. Niente da fare. Non arrivi. Meglio di terzi, la vedo durissima. 4 giri alla fine. La Molly si sta consolidando. Attenzione, ecco il secondo posto. Però la Wrexler si può superare. Wrexler. Sì, dai che lo superiamo. Wrexler ha problemi col carburante. Deve tenere il carburante Wrexler, quindi difficoltà. Mancano 3 giri. La Pernè nona in rimonta. Tra un po' devo mettere anche. Posso permettermi anche di mettere il carburante al massimo. Mettiamola adesso e vaffancuore. Dai Molly, mancano 2 giri. Sorpasso della Molly. Grandissima Molly seconda. La Pernè nona, le gomme straconsumate. Grandissima Molly, purtroppo primo posto impossibile. La Sharp torna al successo, ma noi siamo secondi. Alla fine è andata bene, dai. La Pernè rimane nona. La Fox invece si prende un altro secondo posto importantissimo. Yes! La Pernè invece è nona purtroppo. Vediamo se becca l'ottavo posto. È l'ottavo posto. Dai provaci. Non ce la fa. Chiaramente mi sto dedicando più alla Molly, questo è chiaro, però devo fare un po' meglio con la Pernè. La Sharp torna al successo. Per la Molly un secondo posto importantissimo. Strategie buone. Con la Pernè forse abbiamo fatto un giro in più nel primo stint. Va bene, dai. Non è un problema. Secondi e noni. Ci prendiamo i nostri punticini. La Molly è terza, 60 punti dalla Sharp. La Pernè è decima nel mondiale. E siamo terzi. Ecco, rimanere terzi sarebbe il mio obiettivo. Rimanere terzi nella classifica costruttori. Abbiamo gli stessi punti della Kitano Sport. Ok. Molto bene. Sono soddisfatto da come eravamo partiti, ragazzi. So, c'è un po' di ogni gara praticamente. È importante, cazzo. È molto importante. Ok. Buono. Arrivano ancora bei soldoni. Il prossimo anno posso fare una scuderia, una macchina veramente devastante. Con i soldi poi del prossimo anno. Mamma mia, non vedo l'ora. Ok, buono raga. È andata bene. Un saluto dal comandone veneziano. Voglio vedere una cosa. Per quartiere generale, lo sviluppo talenti. Se mi costa 6 milioni, non vado a buttare via soldi così. Al massimo spenderlo di più per un pilota se proprio voglio un pilota nuovo per il prossimo anno. Raga, sotto il comandone veneziano, prossimo Gran Premio, l'Ardenne Spa praticamente. Ciao!